Grazie per aver chiamato Vola Gratis. Rimane in attesa per parlare con il primo agente disponibile. Buongiorno, sono Aldo, come posso aiutarla? Buongiorno, allora, io sono Canale Influencer. Aldo, Sì, Aldo mi chiamo. sì. Da Vola Gratis. E io invece mi chiamo Canale Influencer. Mi dica tutto. Volevo fare un viaggio per regalarmi così feste ai lavoratori. Io sono influencer per festeggiare il lavoro. Ma non ho tanti soldi perché adesso maggio che neanche le tasse. E dopo comunque, beh, insomma, queste robe me lascia perdere. Discorso che ho sentito per radio a pubblicità volagratis.com. Ho pensato subito, che bello, magari vado a trovare il mio amico, sto da lui, non spendo soldi neanche di soggiorno per mangiare un panino al supermercato. Insomma, vado al risparmio, volo gratis. Vado sul sito, ma si paga! Volagratis.com, si paga! Ma certo che si paga, viaggi non sono gratuiti, scusi, eh. Lei mi sta dicendo che il nostro nome, Vola Gratis, non coincide per... non capisco. Non coincide? Non si vola gratis mai. Mai si paga. Ma è come se le escort professioniste fanno un sito che si chiama www.ciavagratis.it. E scusi la volgarità, non è vero. E certo che non è gratis, ma che discorso è questo? Appunto, che discorso? È un Perché... nome commerciale. Lei mi sta facendo il discorso perché il nome commerciale non coincide con la pagina. È normale che non si vola gratis. È un nome commerciale, punto. È un nome commerciale? Va bene? Vai in monegratis.com. È un nome commerciale, va bene? Il mio sito è nuovo, commerciale. Ok, ha finito? Ho finito, sì, arrivederci. Era gratis la chiamata o ho pagato? Buongiorno, dal servizio qualità di lastminute.com. Ho pagato magari anche. Ti chiediamo di rispondere a tre Sicuro? domande